Amici della Wii Sport, ben ritrovati con la 20ª giornata del campionato giovanissimi regionali per il girone C, sfida di alta classifica tra Promo Sport Barcellona e Città di Messina. Infatti da una parte ci sono i ragazzi di Mister Manuguerra, padroni di casa, a quota 29 punti in classifica, che nell'ultimo turno hanno giovato del riposo previsto dal girone. Dall'altra parte invece il Città di Messina, sicuramente in luce le ultime settimane dopo il 5-1 rifilato al Giardini, al Garden Sport, e a quota 28 punti in classifica, zone altissime, a -1 proprio dalla Promo Sport Barcellona. Andiamo a vedere le scelte dei due mister, partendo dai padroni di casa della Promo Sport, che schierano Valenti, Manoli, Bucca, Sottile, Bonomo, Chillemi, Russo, De Pasquale, D'Amico, Bucolo e Maio. Dall'altra parte risponde il Città di Messina con Frisone, Pelizzieri, D'Angelo, Panetta, Venuti, Gugliandolo, Maiorana, Scarfì, Fiumara, Maceli e Gemellaro. Sembra essere tutto pronto, maglia rossa e pantaloncini blu per il Città di Messina, maglia rosa e pantaloncini neri per la Promo Sport, che batte il primo pallone del match grazie all'ausilio delle immagini a cura di Francesco Di Stefano. Ci lanciamo nel film della partita. Subito Pelizzieri che prova a mettere il pallone dentro, respinto mai dalla difesa della Promo Sport. Conclusione da parte del numero 7 delle Città. Ci ha provato Maiorana, che però ha ciccato nettamente il pallone. Ancora in avanti però, stavolta cross dalla mancina per il Città di Messina, uscita di Valenti che poi si fa rubare il pallone da Venuti. La conclusione finisce sul fondo. Pericoloso il Città di Messina in questo primo tempo, un primo tempo che però regala veramente poche emozioni. Dall'altra parte è la Promo Sport a provarci, l'occasione è ghiotta per la conclusione a botta sicura, stavolta di Russo, che però manda il pallone alle stelle. Finisce una prima frazione avara di emozioni, amici della Wii Sport, 0-0 allo Zigari tra Promo Sport e Città di Messina. Nella seconda frazione invece partono forte i padroni di casa, il pallone qui si impenna tu per tu con il portiere Frisone, c'è l'occasione ghiotta per la Promo Sport, respinge però bene l'estremo difensore della Città di Messina. Ancora Promo Sport in avanti, c'è un calcio di punizione affidato al sinistro di Capitan Bucalo, il pallone però va alto sopra la traversa di poco, episodio che farà discutere a centrocampo. Poco dopo viene esteso così Aurelio Maceli e di spalle il direttore di gara non vede nulla. Sarebbe stato da rosso l'intervento del numero 17 della Promo Sport. Primo cambio nella Città di Messina, esce un nervoso Aurelio Maceli ed entra Auliera. Città di Messina che prova a distendersi nuovamente in avanti, sull'out mancino riceve il pallone Maiorana, che prova a prendere il fondo, è bravo a saltare il diretto avversario, mette il pallone in mezzo a Auliera, un passo dal vantaggio il Città di Messina. L'occasione più ghiotta è per il neo entrato di Mister Fiumara. Ancora la Promo Sport dall'altra parte però con il tentativo a botta sicura da parte di Chillemi. Si era ritrovato a tu per tu con Frisone, non è riuscito a trovare però il tiro giusto. Mi si impenna un pallone in area di rigore della Città di Messina, che prova a respingere, ci prova Bucolo con questo destro a botta sicura. Il capitano è pericolosissimo e manda il pallone di poco alto. Poco dopo Manoli va a stendere così un giocatore delle Città e rosso. Finirà in 10 la partita. La Promo Sport Barcellona, c'è tanto nervosismo in campo per una partita giovanissimi regionali, è quello che non vorremmo mai raccontarvi, amici della Wii Sport. Manoli guadagna gli spogliatoi, Città di Messina ci prova direttamente sul calcio di punizione. Venuti, la sua botta però è lenta e arriva tra le braccia di Valenti. D'altra parte è la Promo Sport a provare una nuova sortita offensiva. Il pallone finisce con l'intervento da parte di Pelizzieri, che va a stendere un avversario. Continua il nervosismo, ci sarà l'ammonizione per entrambi i giocatori, è la seconda per Pelizzieri e quindi nuovamente ristabilita la parità numerica. Finisce in 10 anche il Città di Messina, partita che avrà molto poco da dire. Sul finale però calcio di punizione per la Promo Sport, traversa clamorosa a un passo dal vantaggio con Bucolo, il più pericoloso dei suoi. Finisce così allo Zigari di Barcellona, 0-0 tra Promo Sport e Città di Messina. Partita tutt'altro che bella, partita tutt'altro che sportiva, tanto nervosismo in campo, 2 espulsioni e proteste da una parte e dall'altra. Amici della Wii Sport, anche per questa settimana con il campionato giovanissimi regionali è proprio tutto. Il più cordiale saluto da Antonio Caroe e alla prossima.